La visione e la descrizione del Purgatorio di Santa Francesca Romana. Santa Francesca Romana è stata una religiosa e mistica, fondatrice della comunità delle Oblate di Tor de Specchi. Prima di dedicarsi esclusivamente al servizio dei poveri, Santa Francesca Romana, che nacque a Roma nel 1384 e morì sempre a Roma nel 1440, era coniugata ad un certo Ponziani e fu madre di 3 figli, i quali purtroppo tutti e 3 vennero a mancare, ed ella incominciò a dedicarsi esclusivamente ad opere di carità. Il Signore la ricolmò di tutta una serie di doni soprannaturali. In più di un'occasione Santa Francesca Romana poté avere delle visioni mistiche, non solo di Dio e della Santissima Trinità, ma anche della Vergine Santa. Poté parlare con il suo angelo custode, e un giorno ebbe un colloquio con l'Arcangelo Raffaele, che condusse Santa Francesca Romana in purgatorio, e quindi le fece vedere appunto questo luogo in cui, secondo quello che è il magistero proprio della Chiesa cattolica cristiana, c'è praticamente nel purgatorio la doppia pena del danno e del senso. Santa Francesca Romana descrisse quindi il purgatorio, lo chiamò il regno dei dolori e disse che esso è diviso in 2 grandi regioni: quella superiore, dove si trovano le anime che soffrono la pena del danno, quelle che non possono vedere Dio e che soffrono pene meno gravi, sensibili per colpe non gravi che si hanno commesso. Qui il purgatorio, in questa zona, consiste più che altro in un'infinita nostalgia di Dio e della sua visione beatificante. Poi c'è il purgatorio di mezzo, dove soffrono quelle anime che hanno colpe più gravi da espiare. A sua volta questa regione si divide in 3 zone. La prima è come una palude di acqua gelata, la seconda è come uno stagno di pece che scorre ed è piena di olio bollente. La terza zona è come uno stagno dove bolle una schiuma come di argento e di oro liquefatto. Qui 36 angeli hanno da Dio il compito di immergere di volta in volta le anime in questi 3 stagni. Essi compiono questo loro incarico con molta coscienziosità, ma anche con molto rispetto verso le anime e con molta compassione, e verso le anime dimostrano un grandissimo amore. Infine vi è una terza regione, quella più bassa, che sta molto vicina all'inferno, è piena di un fuoco che penetra le ossa e le midolla, fuoco che si distingue da quello dell'inferno solo per la sua opera purificatrice e santa. Anche qui ci stanno ancora 3 diverse zone. Nella prima, dove si soffre un po' meno, ci stanno i laici, i cristiani secolari che vivono nel mondo e soffrono castighi per colpe gravi non ancora espiate. La seconda, dove la pena è assai più grave, è destinata ai chierici che non furono ancora ordinati sacerdoti, e così pure le religiose e i fratelli laici. Infine la terza zona, la più dolorosa, è quella destinata ai sacerdoti e ai vescovi, e questi, che ebbero maggior dignità e maggior conoscenza della dottrina e maggiori grazie, cui non hanno corrisposto come si conveniva e che non sono vissuti in maniera degna della loro condizione, per cui costoro soffrono naturalmente le pene maggiori, differenti però dalle pene dell'inferno solo per la loro durata,
poiché tali pene non sono eterne. Anche qui la pena non è uguale per tutti, ma dipende dal numero e dalla gravità delle colpe commesse e non espiate. E poi dipende dal grado di dignità della persona. E qualcosa deve dirsi per la durata e l'intensità delle pene. E Santa Francesca Romana sostiene che Dio accoglie effettivamente le intenzioni di coloro che offrono preghiere o opere di riparazione o di penitenza a favore di una determinata anima, a meno che non ci siano particolari motivi per cui tali opere o preghiere non possano giovare a quella determinata anima. Per esempio, se uno non ha mai avuto stima della messa o ha trascurato di seguirla o di ascoltarla nei giorni di festa, quest'anima non può assolutamente usufruire dei meriti del santo sacrificio che qualcuno voglia offrire per lui. Santa Francesca Romana dice che le preghiere e le opere buone offerte dai fedeli sulla terra per una determinata anima del purgatorio tornano subito a favore di quest'anima, però non esclusivamente a favore di una sola anima in particolare, ma anche a favore di tutte le altre, in forza della loro intima comunione fra loro. Se però quest'anima è già nella gloria, allora il merito delle preghiere ed opere buone va naturalmente a favore delle altre povere anime del purgatorio che si trovano ancora nella pena e nella tribolazione e vivono il grande dolore di non poter ancora godere della visione beatifica di Dio e del paradiso, e si avvertono solo un eco lontano del paradiso e di quelle che sono le glorie e le gioie dei beati e dei santi che animano e che abitano appunto il paradiso.